magari imponiamo a tutti di fare, o meglio, diamo a tutti l'opportunità di fare anche che so, un bel corso di inglese, quindi uno porta a casa anche questa eredità, sarebbe un bel elemento da ricordare. L'ultimo a rilanciarla, rimediando anche lo stop del ministro della difesa, è stato il capo del Viminale e segretario della Lega Matteo Salvini. Un'idea germogliata proprio in Veneto con le proposte depositate in Consiglio regionale e con gli assessori che fanno quadrato. Oggi sul tema è intervenuto anche Zaia, che ha spiegato che pur avendo fatto l'obiettore di coscienza ritiene sia utile una ferma di 6 o 8 mesi che magari potrebbe anche consentire di imparare una lingua. Noi crediamo che un periodo di ferma obbligatoria, remunerata, che dia modo ai ragazzi di fare un'esperienza che mai farebbero nella vita. Pensate, io ho fatto l'obiettore e quindi pensi nel sociale, cioè ho conosciuto un mondo che non conoscevo, no? Gli anziani, il mondo dei bambini con disagi. E penso che potrebbe essere una bella opportunità.